Eccoci qua, mentre le persone iniziano a prendere posto, buongiorno e benvenuti. Oggi siamo qua per parlare di un settore che, per rimanere in ambito di spettacolo, potremmo chiamare la Cenerentola del finanziamento pubblico. Uno dei settori, quello dello spettacolo dal vivo, che più ha subito il blocco della pandemia e per cui il Covid-19 è servito a metterne in risalto tutte le criticità strutturali presenti ben prima che il virus dilagasse. Oggi approfitteremo di queste ore insieme a Renato Soru, candidato alla presidenza della Regione Sardegna, e a Francesca Ghirra, membro della Camera dei Deputati in Parlamento, insieme poi agli ospiti che interverranno e a tutta la platea, per approfondire e analizzare lacune e problematiche che rendono ormai ardua la sopravvivenza degli organismi di settore. Un settore che, tra l'altro, vogliamo ricordare, è cruciale per la diffusione e il radicamento delle arti sceniche in Sardegna e che concorre anche a mantenere l'equilibrio sociale e culturale in territori più decentrati e periferici. Mentre chiedo all'onorevole Ghirra di prepararsi per il suo intervento, vorrei illustrare alcuni numeri per inquadrare un po' il contesto generale, numeri che sicuramente verranno approfonditi nel dettaglio anche dagli interventi successivi. Sono 124 gli organismi definiti professionali di teatro, danza e musica in Sardegna, circa 80 i festival, 120 le rassegne, più di 40 gli spazi e i teatri gestiti. Insomma, un comparto importante che, nonostante il blocco e le difficoltà, continua comunque a registrare dei piccoli trend di crescita positivi. Certo, molto lenti, ma che comunque hanno anche loro un impatto sul PIL regionale, arrivando a rappresentare quasi lo 0,20% del PIL complessivo in epoca pre-Covid. E tra l'altro un comparto importante perché rappresentato oltretutto da oltre 4.000 lavoratori, ma che evidentemente non riesce ad essere preso in considerazione dalla politica regionale. Quindi, Francesca, il principale finanziamento che rappresenta oggi il settore è la legge regionale 1, articolo 56 degli anni 90. Già la datazione ci fa comprendere come sia ormai passato e non sia più al passo con i tempi, e forse non è mai stato al passo con le esigenze degli organismi di settore che si ritrovano ogni anno davanti a ritardi e malagestione che in alcuni casi sfocia in delle vere e proprie paralisi. D'altro canto dobbiamo prendere atto del fatto che la legge regionale 18 del 2006, che aveva dato un po' di speranza al settore, quest'anno diventa maggiorenne e non è mai stata attuata. Quindi è necessario riflettere su una normativa adeguata e che contempli anche al suo interno dei criteri di premialità, controllo e analisi, magari anche in linea con il Fondo Unico dello Spettacolo? Buongiorno a tutte e a tutti, intanto grazie Paola e grazie a Renato Soru per aver organizzato questa iniziativa sulle politiche culturali di cui si parla troppo poco, a mio avviso. Sappiamo quanto il settore sia importante, lo sapete voi meglio di noi che vivete sulla vostra pelle tutte le inefficienze di un sistema che non riconosce la qualità e l'importanza delle politiche culturali e dello spettacolo dal vivo. Sappiamo quanto è stato problematico il periodo della pandemia, come ricordava Paola, ma sappiamo anche che ha messo in rilievo delle criticità, delle problematiche strutturali del settore, un settore su cui purtroppo la politica investe troppo poco, proprio perché spesso non viene riconosciuto il ruolo anche non solo
a livello di intrattenimento e di crescita culturale della cittadinanza, ma anche della professionalità. Più che la politica, io temo che ci sia un problema anche di formazione degli apparati amministrativi, dei vari enti, che vi vedono più come dei questuanti che come dei professionisti che lavorano e contribuiscono alla crescita della nostra società. E quindi appunto durante la pandemia, con la chiusura di teatri, di cinema e di tutte le attività sociali, il settore della cultura e dello spettacolo sicuramente ha risentito più di altri, anche perché sono mancati i supporti, però appunto non c'è stata successivamente una risposta adeguata. A Cagliari ad esempio continua a esserci una pandemia che riguarda la chiusura degli spazi dello spettacolo, visto perché a parte questo luogo dove ci troviamo oggi sono davvero pochi gli spazi disponibili, sono stati chiusi in questi anni tutti i luoghi della cultura, penso alla vetreria, penso al Teatro Civico di Castello, all'Auditorium, tutti i luoghi che sono negati, ma anche su altri fronti purtroppo le politiche che sono state portate avanti in questi anni sembrano più punitive rispetto al settore che di supporto e di crescita. Il governo nazionale, avrete visto, oltre a cambiare nome al FUS, che ora si chiama Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo, non si sta muovendo ai noi in maniera corretta. Appunto avrete visto l'ultimo decreto che è stato recentemente pubblicato, che sostituisce l'ALAS con la cosiddetta indennità di discontinuità per i lavoratori, che comporta un aggravio, diciamo, una ulteriore penalizzazione delle professionalità che, a differenza di altri settori, devono sempre dimostrare di avere diritto di esistere e di rivendicare un supporto adeguato da parte dei governi, ma anche durante la pandemia appunto ottenere quei famosi 600 euro è stato per voi più complicato che per altri. Col gruppo dei progressisti avevamo presentato una proposta di legge per rafforzare il sistema dell'indennità e del supporto al settore, con uno stanziamento di oltre 16 milioni di euro, che purtroppo però non ha visto la luce, e quindi abbiamo assistito invece a una continua penalizzazione del settore, con assenza di programmazione, con l'assenza di stanziamenti di risorse adeguate, con una continua modifica anche delle regole di assegnazione dei fondi che vengono attribuiti ancora con la legge finanziaria del 90 ai sensi del cosiddetto articolo 56, che tutti voi detestano ormai, soprattutto appunto sia per il cambio continuo delle disposizioni, ma soprattutto per i ritardi intollerabili che stiamo vivendo in questi anni con ancora più ansia, direi, perché non c'è solo un ritardo come nel passato nell'attribuzione delle risorse, ma addirittura nella pubblicazione dei bandi, cosa che non consente chiaramente di fare programmazione, come dicevamo con alcuni prima, anche il fatto che negli ultimi mesi dell'anno si concentrino tutte le attività, perché gli operatori, non avendo garanzia del fatto di poter ottenere dei finanziamenti, attendono sino all'ultimo per avere delle certezze. Peraltro in questi anni le risorse sono diminuite vertiginosamente, siamo passati dagli 11 milioni del 2011 agli 8 del 2019, che sono poi, come il CUS aveva sottolineato e rivendicato con una battaglia, erano passati addirittura a 7 nel 2021. Fortunatamente l'assessore Biancaredo aveva accolto l'appello delle opposizioni incrementando quel fondo, ma sappiamo che questo non può essere un modo di lavorare, anche perché sappiamo bene quali siano poi le problematiche che accompagnano il settore in questo rimbalzo tra assessorato alla cultura e assessorato al turismo, che governa la legge 7, anch'essa piuttosto datata, con criteri e modalità che sono diventati del tutto discrezionali in funzione delle politiche che vuole portare avanti la Giunta, e quindi siamo passati
da uno stanziamento di oltre 4 milioni a 750 mila euro per il comparto, umiliato con la pratica del click day, che poi era stato revocato, con lo stesso bandi che arrivano con estremo ritardo e con un'intromissione in questo caso eccessiva della politica, soprattutto da parte di un assessore che ritiene che la cultura non sia uno strumento per attrarre turismo e invece lo sport sia l'eccellenza. Allora è del tutto evidente che occorre cambiare radicalmente rotta rispetto a quello che è accaduto in questi anni. La legge 18 era un ottimo presupposto che purtroppo non è mai appunto non ha mai avuto le gambe per sostituirsi alle pratiche del cosiddetto articolo 56, non solo perché prevedeva una programmazione triennale, prevedeva l'istituzione di un comitato che comunque vigilasse anche sull'attuazione delle politiche culturali e anche di un osservatorio, ma anche perché aveva l'orizzonte e l'obiettivo di mettere a sistema le politiche culturali che si sviluppano nella nostra regione, non pensando solo alle grandi città, ai grandi poli, ma anche a come distribuire all'interno di tutti i comuni, anche dell'interno, attraverso sia i teatri stabili che con la rete dei festival, che in Sardegna hanno un'importanza straordinaria, le politiche culturali, e poi soprattutto stanziando risorse adeguate, perché già dal primo anno, dal 2007, venivano stanziati 18 milioni e 7 per poter realizzare il programma, e aveva anche un obiettivo di formazione continua e permanente del settore. Io penso che, come ci siamo detti tante volte, ripartire da lì, aggiornare la legge 18 possa essere un buon metodo per riabilitare un sistema che possa lavorare finalmente con serenità e offrire la ricchezza e la promozione culturale che la nostra isola e le nostre genti meritano, e sono sicura che potremo farlo insieme. Grazie. Grazie Francesca. Io passerei subito agli interventi che sono previsti e a quelli anche che ovviamente non sono previsti. Apro una piccola parentesi: abbiamo chiesto che gli interventi non durassero più di 5 minuti. Per controllare questo tempo utilizzeremo un cronometro e uno strumento di scena abbastanza implacabile, non me ne vogliate. Quindi inizierei subito con chiamare qua sul palco con noi per il suo intervento Antonio Cabiddu, presidente di CEDAC Sardegna, circuito multidisciplinare dal vivo che si occupa di distribuzione e programmazione in tutta la regione. Prego Antonio. Lascio la mia. Buongiorno a tutti, benvenuti, doppiamente perché gestiamo questo spazio, quindi vi do il benvenuto anche come responsabile del CEDAC e del circuito multidisciplinare. Io sapevo già che i 5 minuti erano un tempo giustamente contingentato. E per il rispetto alla platea e a tutti gli interventi che sicuramente ci saranno, mi scuserete se leggo, così siamo sicuri di stare nei tempi dei 5 minuti. Insomma, devo dire grazie all'onorevole Ghirra, perché nella sua sintesi molto efficace ha messo in evidenza un rosario di criticità che tutti noi subiamo, e quindi non avrei, anche nel mio intervento evidentemente non ho potuto fare a meno di sottolineare molti aspetti che ci affliggono da tempo e che andrebbero superati, e quindi procedo con la lettura del mio intervento. Allora, parlare di futuro in un presente così incerto,
dopo l'emergenza terribile della pandemia e i pericoli incombenti, serve una buona dose di coraggio. Ma qui siamo chiamati a dare un contributo di idee al candidato presidente, nella speranza che si possa affermare una più incisiva politica di sviluppo del settore spettacolo in Sardegna. Niente cultura, niente sviluppo, titolava il Sole 24 Ore, lanciando un appello manifesto per far ripartire il Paese puntando su una costituente per la cultura, in grado di attivare un circolo virtuoso tra conoscenza, ricerca, arte e occupazione. Una presa di posizione significativa, anche con molte caratteristiche, diciamo, di sviluppo economico, con molte sottolineature, opposta all'ormai celebre, tristemente celebre direi, affermazione "con la cultura non si mangia" dell'ex ministro Tremonti, ce la ricordiamo tutti. Il settore spettacolo fa parte a pieno titolo delle risorse artistiche che un sistema cultura orientato alla crescita e al progresso deve affermare. Trattandosi di un'attività che non può reggersi con il solo gettito del botteghino, ha bisogno del sostegno dei contributi pubblici, da erogarsi con regolarità e tempestività nel rispetto di regole chiare e finalità prestabilite. La politica nazionale del settore ha attuato una profonda riforma negli anni, diciamo da 10 anni a questa parte, mediante un impianto di rigorosi criteri selettivi di accesso e di valutazione dei risultati per la ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo, ispirata ai più avanzati sistemi europei. In Sardegna, nella nostra regione, la cultura in genere, lo spettacolo in particolare, sono sempre stati settori residuali, regolato da un insieme di norme lacunose, prive di chiari obiettivi e conseguenti criteri selettivi. Ci sono due date da ricordare, il 1990 e il 2006. Per tantissimi anni il settore è stato regolato dalla mitica legge 17 del 1950, che non si poneva obiettivi di sviluppo, ma mirava a un generico sostegno delle più varie attività di pubblico spettacolo, dalle bande musicali ai gruppi folk. Nel 1990, con la legge finanziaria, venne introdotto il famoso articolo 56, con cui si intendeva avviare una riforma significativa di intervento, estrapolare dai compiti generici previsti dalla legge 17 un apposito capitolo riservato alle attività che rispondessero a un minimo di caratteri e qualificazione professionale, lasciando agli enti territoriali il compito di governare le iniziative di livello locale. E quindi si immaginava un sistema ovviamente che puntasse allo sviluppo, diciamo, con ben definiti obiettivi appunto di crescita per tutto il settore. Purtroppo il tentativo di individuare i criteri per separare le attività professionali da quelle occasionali o amatoriali è fallito miseramente, in quanto i responsabili della politica regionali hanno preferito ampliare la platea dei beneficiari senza troppi vincoli e valutazioni di merito, adottando di volta in volta modifiche con appositi atti amministrativi. Accelero. In una di queste circolari approvate dalla Giunta si stabilisce che per il riconoscimento dell'attività professionale e l'accesso ai benefici dell'articolo 56 è sufficiente realizzare 15 recite in 7 mesi. 15 recite in 7 mesi. Questo è stato deliberato dalla Giunta di tanti anni fa.
La conseguenza di tale sconcertante rinuncia a razionalizzare l'intero comparto, impostando una coerente politica di intervento basata su chiari obiettivi di sviluppo, è sotto gli occhi di tutti. Gli organismi sovvenzionati in base all'articolo 56 sono triplicati e questo può essere anche un bene. L'importante è che gli diamo degli obiettivi appunto dichiarati e che puntino alla crescita. Una frammentazione ormai abbastanza fuori controllo, in cui la Regione si limita al mero sostegno finanziario, con purtroppo un trend di fatale livellamento verso il basso. E veniamo alla seconda data. Nel 2006 è stata approvata la legge 18, che si attendeva da tempo, che avrebbe dovuto segnare un punto di svolta decisivo. Purtroppo è rimasta inapplicata. Il motivo? Incredibile. Una ampia percentuale di organismi del settore si rifiutarono a suo tempo di iscriversi nell'apposito registro degli operatori, in una delle 4 distinte aree di competenza configurate sulla base di requisiti e dati obiettivi dimostrabili e di caratteristiche professionali acquisite. Ovviamente ci auguriamo che la legge venga ripresa ed eventualmente aggiornata alle esigenze di un autentico sviluppo del settore in grado di assicurare continuità di lavoro creativo, promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo e formazione di nuove professionalità. Per valorizzare al meglio i talenti bisognerebbe, tra l'altro, attuare azioni specifiche che favoriscano corsi di specializzazione e scambi professionali di competenze. Non sarebbe male se pensassimo anche a istituire almeno un corso specifico, cioè un'accademia specifica delle varie arti dello spettacolo. Vi è poi il problema della burocrazia, che complica ulteriormente il quadro delle difficoltà oggettive per realizzare le attività, nonostante l'impegno professionale ed esistenziale dei beneficiari. Infatti, per valutare le domande e i programmi annuali, spesso occorrono addirittura 10 mesi. Ciò non fa che rendere ancora più fragili le strutture operative, con gravi ripercussioni nei livelli occupazionali e gestionali in genere. Si rende quindi necessario informatizzare il sistema degli strumenti di valutazione e controllo, uniformando le procedure amministrative per ottenere maggiore efficienza e rapidità. Grazie. Grazie. Grazie mille. E mentre il dottor Cabidu lascia la scena e viene ripresa da Francesca, inviterei a parlare sul palco Lucrezia Maimone di Compagnia Oltrenotte, che dal 2022 è l'organismo di produzione danza under 35 riconosciuto anche dal Ministero della Cultura. Prego Lucrezia. Ciao Lucrezia, benvenuta. Ce la fai a stare in piedi? Sì, una giovane danzatrice. Buongiorno, sono Lucrezia, la direttrice artistica della Compagnia Oltrenotte, è una compagnia con la base a Cagliari di teatro danza. Siamo riconosciuti dal Ministero come compagnia under 35. Non so se adesso io parlo ovviamente anche per... Sto improvvisando perché ho avuto questa notizia ovviamente. Parli anche per tutti i giovani under 35 esatto, che si affacciano a questo mondo, soprattutto tu in quanto organizzatrice, direttrice artistica. Beh, direi che più che altro siamo veramente... non è così scontato perché niente è scontato visto che siamo solo 4 compagnie di danza riconosciute dal Ministero. Non perché non ci siano coreografie ovviamente con alta qualità di formazione in Italia, ma perché è veramente molto complesso accedere a questo sostegno. Io non ho nessun riconoscimento regionale, neanche comunale, un po' a quest'anno ho pensato di chiedere, ma ho rinunciato proprio perché
tanto tempo per poi dopo trovarmi, tanto tempo investito anche io comunque sono una danzatrice e mi vedo obbligata dal sistema anche a essere coinvolta in un sistema politico che per me è come per me, come per le altre 3 compagnie, spesso è una cosa che compensi perché devi fare il tuo progetto, quindi abbiamo una progettualità che va di 3 anni in 3 anni, che sicuramente ha una parte politica, ma in realtà noi vogliamo fare degli spettacoli e abbiamo il piacere e il dovere di produrre lavori che vengono poi dopo portati in tutta Italia, anche all'estero si spera sempre. Però ecco, io credo che avremo veramente bisogno di un sistema virtuoso per poter girare, per poter avere visibilità e non abbiamo il dovere in qualche modo anche di creare il luogo dove andare a fare lo spettacolo. Noi abbiamo il piacere e il dovere di creare gli spettacoli, di anche occuparci probabilmente dello sviluppo di una poetica, che queste poetiche abbiano una qualità alta, perché poi dopo sono quelle che intervengono in un sistema sociale, perché sollevano il pensiero, sollevano anche il corpo, tutto, e quindi non abbiamo per forza questa necessità di entrare direttamente in argomenti politici in cui veniamo trasportati proprio. Grazie al cielo si spera quindi di non essere sempre coinvolti, perché se no anche la produzione degli spettacoli credo che ne risenta violentemente. Difatti vediamo uno spaccato, non sempre, ma vediamo uno spaccato di danza, di teatro, di circo, di arti sceniche che spesso purtroppo perde di qualità e di entusiasmo. Forse anche perché passiamo meno tempo a studiare, a lavorare, a formarci, a creare dei gruppi di lavoro forti, che sono quelli che poi dopo creano gli spettacoli forti, con competenze e progetto. Magari ci dobbiamo ritrovare in un'altra situazione più di salvataggio di una compagnia e quindi politica, economica, che ci distoglie completamente. Poi fermo restando che l'arte è sempre andata a corte a chiedere il denaro. Io quando sono tornata in Italia e in Sardegna, che è dove sono nata, ho subito chiesto infatti al Ministero un riconoscimento economico per poter portare avanti il progetto, però per poter portare avanti appunto i progetti di produzione, che hanno anche un effetto pedagogico, e questo succede in Puglia con l'altra compagnia che si chiama Equilibrio Dinamico, succede in Campania, che sono i Cornelia, succede nel Friuli con Pablo Girolami, che sono Ivona. Noi 4 insieme, ovviamente, dopo aver scoperto di essere solo noi, abbiamo subito fatto in modo di incontrarci spesso e magari attuare un piano B sotterraneo, assolutamente alternativo a qualsiasi mezzo, strumento che ti può dare anche il Ministero. Noi ci incontriamo a casa, ci incontriamo una volta da noi, una volta andiamo a Bari, una volta andiamo a Napoli, non siamo ancora andati in Friuli, ma questo perché forse naturalmente il Sud ha questa capacità di trasportare, noi siamo sempre stati nelle nostre case per parlare e affrontare questo tema. Noi realmente non abbiamo gli strumenti per poter far girare i nostri lavori, però passiamo tutto l'anno a sostenere artisti, danzatori, danzatrici, circensi, a capire come farli lavorare. Oltre a noi come direttori, coreografi, passiamo veramente tutti i mesi a trovare dei nuovi progetti per includere e dare quella speranza anche a dei giovani di poter fare questo mestiere sul serio. Per noi questo è importantissimo ed è già un atto politico di per sé. È per questo che è veramente necessario nella regione trovare una colonna portante su cui noi ci possiamo poggiare e soprattutto avere la speranza, l'entusiasmo vivo, che è ciò che fa creare anche i lavori di una certa qualità. Noi in Sardegna non abbiamo neanche un'accademia di danza vera, devi per forza andare via, non abbiamo un'accademia di circo, una scuola di circo dove impari tantissime discipline che poi possono diventare frutto di grandi sperimentazioni veramente artistiche.
neanche di teatro fisico in realtà, ci sono delle scuole, quindi è ovvio che tu andrai via e tornerai o magari troverai un maestro di riferimento, però queste cose devono essere sostenute dalla regione, non possiamo noi fare tanto a parte creare appunto comunque a prescindere dai riconoscimenti i tuoi percorsi. Quindi sì, diciamo che noi come compagnia nel nostro piccolo siamo qua al TIOF e facciamo quindi qua accanto in via Nazario Sauro e ogni giorno c'è qualcosa, se sono prove o se sono formazioni o a volte sono spettacoli, però ovviamente molto inclusivi, fanno sì che tutti possano vivere un tessuto artistico, creativo, ma a parte quello è tutto molto autogestito, ecco, non c'è un sostegno vero e proprio dei nostri progetti qua. In Piemonte ricordo che è una regione invece che ci tiene un po' di più, forse per esperienza, perché è più grande, perché è più ricca, ci tiene tanto a sostenere gli artisti giovani. Ricordo che appena arrivata mi avevano contattato e noi subito avevamo fatto, dopo aver fatto la residenza lì, come danzatrice ero autrice di un lavoro, avevo fatto tutto il giro dei piccoli paesini della regione. Una cosa che io non ho capito come sia successa, perché ero molto giovane, quindi non ho capito ancora oggi come è accaduta questa cosa qua. Però qui sono fortunata perché ho sempre avuto il sostegno anche di Valeria del circuito, perché qualche volta ogni anno noi facciamo, ma ovviamente dovrebbe essere automatico, probabilmente tutto un giro regionale prima di poi andare nell'internazionale, perché avere comunque un respiro regionale è imprescindibile per poter trovare anche la propria forza, il collegamento con il luogo dove viviamo. Quindi sì, questo è quanto posso dire oggi. Grazie Lucrezia. Quindi sostegno alla circuitazione delle giovani compagnie e formazione è uno dei punti che hai toccato e non sei stata l'unica, anche insomma nell'intervento precedente è stato toccato questo punto. Io non so se è arrivata in sala Chiara Murru, non la vedo, quindi procederei con chiamare sul palco Massimo Palmas di Sardegna Concerti e Festival Internazionale Jazz in Sardegna. Vuoi sederti? Sicuro? Facciamo partire parlo di meno. Il cronometro anche per te. No, allora partiamo da una cosa. C'è una situazione di caos perfetto, no? Cioè totale, nel nostro settore, cioè perché non ci sono dati che hanno una logica, ci sono una serie di situazioni che contrastano tra di loro che non hanno alcuna logica, comportamenti contraddittori tra assessorati e quant'altro. Allora, partiamo da un dato. L'articolo 56, che dovrebbe essere l'articolo principe, espressione della politica regionale in questo settore, e che è il nostro strumento principale, muove 8 milioni di euro ogni anno. E al di fuori di questo articolo si muove almeno il triplo di questa cifra, cioè nelle varie omnibus finanziarie e quant'altro, c'è almeno il triplo. Okay. Allora, questo che cosa certifica questa situazione? Perché questi soldi devono essere spesi al di fuori della legge, non incanalati in una politica? Certifica intanto il fallimento totale e l'inadeguatezza dello strumento che abbiamo, questo mi sembra fuori di dubbio. Certifica anche un dato incoraggiante però, perché la politica, in qualche modo, a suo modo, ha capito che il nostro lavoro è un servizio di interesse pubblico e che va sostenuto con incentivi adeguati. Non sa come si fa, però in qualche modo esprime questa volontà, se no non spenderebbe altri 24 milioni di euro per sostenere disordinatamente la nostra attività. Allora, analizziamo la questione principale, cioè l'articolo 56. Perché è inadeguato? Il motivo è molto semplice, che mentre tutta l'Europa va a incentivare l'elemento di impresa che deve essere insito nel lavoro delle
degli organismi culturali. Qui siamo riusciti a declinare nella maniera peggiore che si potesse immaginare questo concetto di impresa. O meglio, l'abbiamo applicato soltanto in accezione negativa, cioè quando c'è una gara, una manifestazione di interesse, eccetera, veniamo considerati alla stregua di un'impresa commerciale, cosa che non siamo, perché esprimiamo invece un altro tipo di esigenza. E infatti, a riprova di questo, voi andate a vedere tutti i bandi che sono stati fatti per la gestione dei teatri, vanno sempre deserti, insomma, un motivo ci sarà. E sta proprio in questa impostazione da parte della pubblica amministrazione. L'altra cosa, invece, che secondo me è ancora più importante, è che tutte le politiche, chiamiamole innovazioni legislative e normative inserite e incastonate sull'articolo 56, hanno avuto come, non so se consapevolmente o meno, lo scopo di reprimere l'impresa, perché nel termine impresa è insito sviluppo, progresso, crescita, capito? E noi abbiamo fatto in modo che questa crescita fosse totalmente impedita. Come abbiamo fatto? Mettendo un tappo alla crescita, cioè impedendo alle aziende ingessate in questo articolo 56, togliendo ogni meccanismo che potesse portare a una crescita delle strutture, almeno la crescita in verticale. Gli abbiamo messo il tappo sopra con delle norme truffaldine, per cui cioè, se puoi valere 100, vali 10 perché devi stare allo stesso livello di tutti gli altri, e quindi le stesse risorse in eterno. Questo che cosa ha portato? Che siccome la crescita è incomprimibile per natura, no? Se no non esisterebbero questi organismi, questi si espandono in orizzontale e danno vita a quel fenomeno che un dirigente dell'assessorato ha anche chiamato dannose gemmazioni, ecco, per non dire clonazioni. Cioè che un organismo per crescere non può fare 2 festival perché gliene viene riconosciuto uno solo, e allora deve creare un'altra associazione per fare il festival che invece vuole organizzare. E così via discorrendo, è la moltiplicazione degli organismi inutile che c'è stata. È semplicemente in grandissima parte dovuta a questo fenomeno. In parte, certo, sono nuovi territori, nuove situazioni, nuove istanze culturali, ma in grossa parte derivano dalla clonazione, non gemmazione, clonazione. Quindi l'ente pubblico, la politica culturale ti porta un fenomeno negativo, cioè impedisce la crescita. Tra l'altro non è soltanto in questo modo che la impedisce. Se vai a vedere, cioè l'articolo 56 ovviamente è ingessato, quindi parte dal consolidato. Se tu fai 1000 concerti invece che 10, prendi esattamente i soldi che prendevi prima. Quindi insomma è proprio la negazione della crescita. Quindi io credo che sia su questo che dobbiamo lavorare. E lì il discorso si è interrotto nel 2006, perché il primo tentativo era stato fatto, e qui veniamo invece a vedere perché siamo così ingessati. La politica, tutto sommato, i soldini ce li vuol dare, però ce li dà alla sua maniera, in maniera clientelare e occasionale. Quindi forse dobbiamo farci un attimino un esame di coscienza. Adesso non mi ricordo chi l'ha detto, ma qualcuno, forse Antonio Caviddu. Cioè, quella legge è stata bloccata dagli operatori stessi. Cioè, guardiamoci in faccia e diciamoci la verità. Non è andata avanti non perché qualcuno l'ha bloccata, ma perché noi stessi l'abbiamo bloccata, o meglio, una parte di noi stessi che in quel momento credevano di rappresentare meglio i propri interessi. Ma così non è, e questa è la dimostrazione. Cioè, noi ci siamo scannati su un articolo pensando di ritagliare ognuno il proprio spazio, l'abbiamo neutralizzato come strumento di una politica culturale, abbiamo prodotto dei fenomeni che sono anche di malcostume, perché fare fuori dalla legge quello che doveva essere fatto e incanalato dentro una legge è sicuramente un fenomeno che va represso, che bisogna superare. Quindi domandiamoci dove abbiamo sbagliato e magari riallacciamo il discorso partendo da dove siamo rimasti. E io mi ricordo, siamo rimasti
proprio l'anno che Renato Soru finì la sua esperienza di presidente, un anno prima della scadenza della legislatura, per cui insomma questa interruzione non fu poi recuperabile, perché dopo mancò anche la volontà politica ovviamente di mandare avanti questo. Questo è tutto. Grazie Massimo. Siccome sei stato più sintetico degli altri, mi piacerebbe facessi un passaggio anche sull'adeguamento delle strutture, no? Si tende sempre ad investire in nuove strutture per lo spettacolo, mentre invece forse sarebbe importante ragionare sull'adeguamento e rendere al passo con i tempi e un po' più innovativi gli spazi che già esistono. No, allora, non c'è dubbio, ovvio, insomma, questo discorso è abbastanza scontato. Il problema però è sempre a monte. Se noi non cambiamo la macchina che poi deve animare queste strutture, cioè noi, le imprese culturali, e ci adeguiamo e non siamo capaci di dire alla politica, di suggerire che cosa bisogna fare, poi è inutile aprire le strutture, perché si aprono e si chiudono. Perché tante cose sono successe perché non si è tradotto chiusura degli spazi o pensare che un concerto jazz si possa fare in un'arena, in uno stadio, piuttosto che nel suo luogo naturale. È sempre figlio di una disinformazione, di una scarsa sensibilità che solo gli operatori possono trasmettere. Cioè, il politico pensa a mille altre cose, casualmente può essere esperto, appassionato della nostra materia, ma spesso non lo è. E spesso quello che non lo è si trova a dover decidere per nostro conto. E da parte nostra cosa avviene? Solo messaggi contraddittori. Uno tira l'acqua, insomma, cioè questo è quello che è stato fatto. E la stessa cosa vale per le strutture che sono vitali per il nostro lavoro. E, insomma, a me duole sottolineare che, per esempio, Cagliari è diventata il fanalino di coda in Sardegna, anche in questo, dove era invece una città all'avanguardia che poteva vantare ben altro e che sarà molto difficile ricostruire per il futuro. Grazie. Grazie mille. Io chiedo subito, insomma, se ovviamente ci sono degli altri interventi dalla platea, ma vedo subito con la mano alzata Davide Cattinari di Vox Day, che inviterei a salire sul palco. Prego Davide. Grazie Davide. Buongiorno a tutti, grazie, ringrazio l'opportunità che mi si offre di poter parlare, sarò molto breve perché diciamo, la maggior parte dei temi che sono stati affrontati ora da Massimo sono assolutamente condivisibili, la mancanza di una massa critica fra quelli che sono gli operatori, diciamo, una non sempre, come dire, ottimale incidenza della politica sulla volontà di quello che può essere una visione della cultura che un po' ci affranchi dalla condizione di, come dire, di mendicanti dello spettacolo che come dire, in qualche modo devono parcellizzare le proprie iniziative, per la mancanza di contesti veri e propri, per cui, come è stato detto prima, se non puoi fare uno spettacolo di jazz in un campo sportivo, tantomeno puoi fare, che ne so, un concerto di un altro genere di musica in dei contesti che siano arrangiati. Nella mia vita, o anche noi diciamo 30 anni che ci muoviamo in questo settore, ho avuto spesso contatti con amministrazioni che pensavano di poter gestire un'attività di spettacolo in quelli che erano aree, parcheggi, piuttosto che... Dal punto di vista legislativo normativo condivido il fatto che l'articolo 56 sia obsoleto rispetto a quello che può essere la crescita del settore, un po' perché
c'è sicuramente una mancanza diciamo, manca un coordinamento fra quelli che sono gli operatori che fanno cultura, e non dimentichiamoci che oggi la carenza di spazi e come dire, l'attenzione per delle iniziative che hanno più a che fare con quello che è un approccio industriale alla cultura, che non un approccio, diciamo, di crescita non solamente culturale ma anche antropologica. E credo che da noi in Sardegna, come in altre parti della nostra nazione, ci sia un forte bisogno, però sostanzialmente credo che ancora oggi si vada un po' con il senso di colpa di chi deve appunto chiedere un contributo, un finanziamento per poter attuare un progetto che ha una visione e ha un respiro magari anche internazionale, per riallacciarsi al discorso che ha fatto Lucrezia prima. E questo fatto qua, credo, questa assenza di confronto, questa mancanza di coordinamento e soprattutto come dire, la mancanza di una visione d'insieme su quello che la Sardegna può produrre, e lo dico anche per quello che può essere la connessione con il settore del turismo, che continua a sostenere un modello a parer mio obsoleto, considerato che la Sardegna ha una capacità ricettiva che non è sicuramente competitiva rispetto a quello che possono essere altre regioni d'Italia, però ha un valore storico, architettonico e soprattutto etologico che raramente trovi. Proprio stamattina leggevo un articolo, per esempio, su Stonehenge, no? Su quello che in qualche modo convoglia, canalizza 50 milioni di persone durante l'anno. Qua in Sardegna siamo fermi su 2. Io non credo che sia tanto un problema, come dire, solamente di strutture, ma proprio di narrazione, di come noi riusciamo a presentarci all'esterno. E credo che questo sia un fattore che, se si riesce ad attenuare, se si riuscisse a comprimere, a, diciamo, ritrasformare, rievolvere, sicuramente ne beneficeremo tutti. Ancora oggi, e torno sul discorso degli spazi, noi come altri qua in sala come altri colleghi qua in sala, abbiamo gestito degli spazi pubblici che poi sono, ahimè, sono stati i primi a essere in qualche modo abbandonati, no? All'incuria. Parlo soprattutto anche proprio di Cagliari, ma non perché voglio essere Cagliari-centrico, perché credo che sia un buon esempio per quello che negli ultimi 10-11 anni è successo. Detto questo, quello che posso auspicare è che ci sia sicuramente, che possa delinearsi in un futuro, probabilmente anche grazie a un avvicendamento di quelli che sono attualmente gli amministratori, che non hanno questo genere di sensibilità, che diciamo che ci possa essere una visione d'insieme, un tavolo che può essere convocato, fra cui noi ci si possa confrontare anche con la parte politica, sicuramente, che però abbandoni un po' quelli che sono come dire, le vecchie prospettive di crescita, per cui ci siano delle macchie territoriali in cui non sia possibile fare dei nuovi progetti, portare delle produzioni, perché la Sardegna credo che forse sia credo che in Lombardia gli operatori professionali siano 25-30, cioè noi siamo 148. Qua dovremmo essere una terra in cui uno esce e parla di, che so, se penso al fatto che negli anni fa a Cagliari potevi vedere, che so, l'Inside Camp, piuttosto che, mi rendo conto di quanto siamo impoveriti, di quanto siamo effettivamente, di quanto le nostre gambe e la nostra coscienza si sia fatta molto molto più fragile. E in questo caso, secondo me, l'innovazione unita a una sincera volontà di poter produrre cultura, che non vuol dire assolutamente essere assistiti, ma riuscire a gettare un ponte verso quello che anche le nostre stesse realtà possono portare al di fuori della Sardegna, credo che sia molto importante. Troppo sintetico, ma questo era il punto. Grazie. No, sei stato perfettamente dentro i tuoi 5 minuti. Grazie Davide. Approfitto
del termine che appunto ha usato Davide, cagliericentrismo, no? E mi piacerebbe che dal pubblico intervenisse qualcuno anche che ci possa dare un focus da altri territori. Vedo Dromos, ad esempio, ci piacerebbe venisse a dire due parole anche il dottor Corona se ne avesse bisogno, così... Prego, prego, venga qua, venga qua. No, perché è importante, no? Non sentirsi esclusi, anzi questo è un incontro che vuole guardare a tutta la regione. Non mi sento assolutamente escluso. Intanto, grazie Renato, io ricordo una ventina di anni fa, forse non era ancora presidente, disse ma la politica dovrebbe darvi soldi in un vassoio d'argento. È vera questa cosa? È vera questa cosa? No, io non, voglio dire, non ho grandi cose da dire, anche perché Massimo, Antonio e chi mi ha preceduto ha raccontato la storia dello spettacolo in Sardegna. E basta, insomma, lascio la parola ad altri. Grazie. Grazie. E adesso chiamo Marco Benoni, presidente del CUS, coordinatore unico dello spettacolo, che mette insieme 93 organismi, 90 organismi finanziati dall'articolo 56, insomma, che quindi è stato un po' il tema affrontato in questa mattinata. Niente, allora, questo momento è un momento di confronto politico, nel senso che guarda alla politica che dovrà venire dopo questa legislatura, e quindi eravamo qui intanto certo per ascoltare, però siccome abbiamo un po' ribaltato le cose, quindi diciamo chi si candida vuole prima ascoltare le esigenze del settore, diciamo dal nostro punto di vista quali sono le esigenze e anche cosa pensiamo di rappresentare come opportunità per le istituzioni e per la politica. Appunto il CUS si è costituito per ragioni di sopravvivenza nel momento della pandemia. Tutti quanti sappiamo, è stato detto bene da Francesca prima, che nel momento della pandemia i primi spazi pubblici che si sono chiusi sono stati i luoghi dello spettacolo, quindi si sono trovate di colpo persone che già hanno poche garanzie, poca stabilità occupativa, si sono trovate senza lavoro, fermi, e ci siamo anche resi conto che le attuali regole, norme del diritto e cose non contemplano adeguate coperture per quanto riguarda questi momenti critici. Siccome ci siamo resi conto che anche quando la Regione Sardegna, che pur stava guardando a questo dramma del sistema produttivo, del sistema diciamo economico regionale, pensando a strumenti per far fronte all'emergenza, anche alla Regione Sardegna sfuggiva il fatto che esistevano le imprese culturali, esistevano i lavoratori delle imprese culturali, i lavoratori dello spettacolo, e quindi andando a guardare nei progetti di legge ci siamo resi conto che rischiavamo di non venire presi in considerazione. Allora, in quel momento, per fortuna, come spesso succede, no? Intorno ai drammi ci si unisce, allora abbiamo dato vita a questo coordinamento, inizialmente sotto forma di comitato. Oggi ci siamo costituiti come associazione perché pensiamo che in realtà sia una cosa buona quella di provare a far sintesi. Rappresentando oggi 90 dei 120 organismi professionali del settore dello spettacolo, pensiamo che il CUS possa rappresentare un'opportunità anche per la politica e per le istituzioni che verranno.
non c'è tanto altro da dire, oggi sono state dette le cose fondamentali. È un settore che è normato da un articolo di una finanziaria del 90, quindi assolutamente un impianto normativo insufficiente, incapace di leggere la varietà, le diversità dimensionali e di tipologia degli organismi che operano nel settore dello spettacolo, e questo pensiamo invece che possa essere rappresentato da una legge, cioè una legge di settore. Purtroppo è triste guardare indietro, vedere 2006 che sono ormai quasi 20 anni, cioè sono passati 20 anni quasi, o comunque 17, e quindi sicuramente anche quell'impianto normativo bisognerà guardarlo alla luce dei tempi che sono cambiati, però è sicuramente uno dei punti fondamentali per il CUS quello di lavorare finché questo settore sia dotato finalmente di una legge di settore che deve rendere possibile a tutti poter operare, deve essere, diciamo, tecnicamente meritocratica, nel senso dare la possibilità a chi intraprende, a chi fa qualità di poter crescere, ma deve dare lo spazio di esistenza e la possibilità di esistere a tutti quanti, perché comunque la ricchezza è fatta anche del piccolo, cioè in Sardegna è assolutamente fondamentale un sistema diffuso nei territori che può arrivare ovunque, sempre per quel valore in più che la cultura può portare sul tema della conoscenza, della consapevolezza, della crescita del senso critico, della condivisione di valori. E quindi nelle nostre comunità spesso il primo presidio di welfare è rappresentato dagli operatori e dalle imprese culturali, dagli organismi che propongono attività teatrali, musicali e di altro tipo. Quindi noi siamo qui per dire che diciamo, è necessario andare in quella direzione, bisogna superare senz'altro l'attuale impianto normativo, che è l'articolo 56, ma l'altro elemento è che bisogna rafforzare anche il comparto tecnico, la burocrazia, perché attualmente l'elemento debole è che forse quell'assessorato è un assessorato residuale, un assessorato che è caricato di tante altre materie importanti come lo sport, come la pubblica istruzione, e sicuramente il personale che oggi è presente è insufficiente, talvolta impreparato, con scarsa formazione specifica su questi argomenti, e quindi paghiamo gravissimi ritardi e spesso anche gravi incomprensioni. Va bene, grazie così. Grazie, grazie Marco. Se nessun altro vuole... Eccoci, perfetto, assolutamente sì, ma grazie a voi. Sì, mi presento. Buongiorno a tutti, sono Pierluigi Montalbano, ringrazio gli organizzatori di questa conferenza. Io quando ho letto cultura e spettacolo, io mi occupo di cultura, nel senso che mi occupo più di beni culturali, di beni archeologici, piuttosto che spettacolo, performance. Però colgo l'occasione che mi è concessa per dire due parole sul fatto che i beni culturali in Sardegna offrono la possibilità di fare delle performance. Le guide turistiche non sono altro che il biglietto da visita che ha la Sardegna con i suoi monumenti. Vi ricordo che la Sardegna ha un patrimonio archeologico che occupa metà dei beni culturali presenti in Italia. Quindi la Sardegna ha delle possibilità in campo turistico sostenibile, perché l'archeologia è la visita dei monumenti è turismo sostenibile, non inquiniamo, dobbiamo soltanto raccontare questi bellissimi nuraghi, tombe di giganti, domus de gens che abbiamo in Sardegna, però abbiamo un grosso problema. Io sono presidente di un'associazione culturale che porta in giro migliaia di persone sarde a visitare i monumenti e ho una serie di problemi. Quando devo accompagnarle, io sono docente di archeologia,
non posso raccontare i monumenti perché dovrei essere una guida turistica. Per essere una guida turistica devo fare un corso professionale. Io sono laureato naturalmente in beni culturali e dovrei poter raccontare i monumenti. Ho scritto 10 libri di archeologia, ma non posso farlo, devo avvalermi di una guida turistica. Qual è il problema? Che in Sardegna le guide turistiche, i corsi professionali per diventare guide, sono bloccati dal 2011. Non solo. Nel 2018 è uscita una legge dove non ci si può più iscrivere neanche come guida turistica, per il semplice fatto che non ci sono i corsi e sono abilitate soltanto quelli che erano guide turistiche entro il 2018. Quindi tutti i nostri ragazzi non possono studiare, non possono fare corsi di formazione, non avremo guide turistiche perché c'è una legge regionale che dice le iscrizioni nell'albo sono bloccate. Quindi non servono fondi, bisogna soltanto modificare una legge. Tutto qua. Grazie. Grazie a lei. Beh, chiaramente un tema che non abbiamo in realtà affrontato perché il focus della giornata di oggi è lo spettacolo dal vivo. Vedo un'altra mano alzata, l'effimero meraviglioso di Sinnai, teatro a Sinnai, quindi che ci può rappresentare anche uno spaccato un po' di periferia. Ma no, vieni qua. Stai attenta, non succede niente. Grazie. Sono Maria Assunta Calvisi, più che un teatro comunque. Scusami, è che insomma ho detto effimero meraviglioso, Certo, ho dato per scontato che le persone sapessero ci già. conosciamo tutti, quindi vabbè. No, io intanto volevo rettificare alcune cose dette, perché mi ricordo molto bene il non parto della legge 18, perché io facevo parte del comitato in rappresentanza delle compagnie teatrali e so bene tutta la fatica che c'è stata anche all'interno del settore per trovare delle sintesi. Scusate, sono un po' affannata perché perché non volevo parlare, però poi sono stata un po' spinta. E voglio rettificare che non è stato mai chiesto di iscriverci nelle varie fasce, questo non è stato fatto. Antonio, mi dispiace, ma non è così. E la legge si è arenata, io mi ricordo l'ultima riunione del comitato, c'era il rappresentante, il tecnico che era stato nominato, non mi ricordo se qualcuno si ricorda il nome, Musumeci, che aveva detto adesso ci rivediamo, facciamo l'osservatorio non è stato mai fatto, si è arenato tutto con questo benedetto osservatorio. È vero che noi eravamo divisi allora, cioè il nostro settore era diviso, non era ancora nella fase di oggi in cui c'è stata questa crescita attraverso il CUS, dove abbiamo trovato delle unità piuttosto che delle differenze, perché è normale, siamo tutti diversi, ci sono compagnie grandi, compagnie piccole, chi ha un teatro, chi non ce l'ha, quindi le differenze ci sono. Però la responsabilità è stata prettamente politica della non applicazione della legge, anche perché la legge prevedeva un piano triennale e quindi anche dei fondi molto maggiori rispetto a quelli che normalmente, devo dire che con... Con il governo Soro eravamo arrivati a 11 milioni, mi ricordo perfettamente, dopo un po' eravamo scesi a 6, 7, eccetera, no? E poi, a onor del vero, devo dire che prima c'era la discrezionalità degli assessorati, noi non sapevamo mai quanto avremmo preso perché, siamo simpatici all'assessore, non si sa. Con il governo Soro c'è stata una regolarizzazione, certo, perché si è fatto quello che oggi c'è ancora, quindi la media degli ultimi 3 anni, la premialità, poi ci piace o meno la premialità, magari si può migliorare, però è una certezza, cioè io bene o male so quanto avremo come compagnia per quell'anno perché ci facciamo i conti, mentre prima era tutto aleatorio ed era tutto dovuto appunto ai rapporti personali e così, scusate, che si avevano con i vari assessori di turno. Quindi questa è una cosa che ci tengo a dire, quindi io spero che adesso questa legge 18 venga ripresa, chiunque vada al governo, perché non si sa, venga rivista perché deve essere aggiornata, però venga applicata, perché non possiamo ancora andare avanti con l'articolo 56,
come ha detto bene anche Francesca Ghirra e come abbiamo detto tutti, è inadeguato, è veramente una cosa ridicola se vediamo come è cresciuto il settore oggi e dove siamo arrivati. Quindi io credo che la professionalità sia cresciuta e quindi siano cresciute anche le esigenze. Questa è una cosa. Poi per i teatri in Sardegna ce ne sono tanti, io credo ce ne siano anche troppi, sparsi ovunque, però molti sono chiusi, non sono gestiti, perché non basta costruirlo un teatro, bisogna avere anche un'idea di gestione. E questa idea di gestione chi la deve avere? La deve avere il comune deve fare dei bandi. Io, per fortuna, mi sono imbattuta nel comune di Sydney, che ha fatto il bando, ha rifatto il bando, i bandi vengono messi a disposizione di tutti, chiaramente, poi c'è qualcuno che lo vince, e poi il comune di Sydney mette anche dei soldi, perché molti comuni lo fanno anche il bando, però non mettono soldi, e allora dicono alla compagnia: tu devi fare questo, questo, questo e questo, però ti arrangi, anzi ti diamo lo spazio. E la compagnia chiaramente, io so di qualcuno che ha vinto anche un bando di un teatro, ma poi ha detto no grazie, perché non è fattibile. Quindi i teatri bisogna farli vivere, si vanno vivere solo se c'è una compagnia che ci vive, che apre la porta tutti i giorni, la chiude tutte le sere, fa attività ogni giorno e fa ricadere sul territorio i soldi investiti per il teatro, perché chi fa un teatro ha un'idea, credo, di crescita culturale del territorio, e chi lo gestisce un teatro deve avere dei doveri di crescita del territorio, quindi bisogna anche avere dei fondi. Quindi i teatri bisogna costruirli, ma con un'idea di gestione, perché ce ne sono tanti chiusi in tutto il territorio sardo. Devo dire altro? Mi sembra di no, grazie. Grazie Maria Assunta. Grazie. Ci sono altri interventi? Nina Aquilone di Viviana. E non solo. Nina Sedda, sì. Allora, sì, sono Nina Zedda, rappresento sia la compagnia L'Aquilone di Viviana che la compagnia di teatro e nuove tecnologie Chiberteatro. Provo ad inanellare una serie di pensieri che ho fatto durante questo incontro. Parto da quello che ha fatto Lucrezia, dall'intervento di Lucrezia, che mi ha fatto ragionare sul ricambio generazionale nel nostro settore, che è un tema a me caro perché da tanti anni, da sempre, sono stata attenta proprio a questo tema rispetto a come nelle altre regioni le leggi regionali si occupassero delle generazioni, delle nuove generazioni di artisti. E allora per fare questo, pensando al futuro e pensando alla legge, quello che domando e quello che vorrei è che venisse fatto uno studio, un'analisi di quanti gruppi e quante realtà e quanti giovani ci sono che si stanno occupando, ma giovani intendo, che si stanno occupando e che stanno portando avanti questo lavoro, perché quello è il nostro futuro. E la mia percezione è che siano veramente pochi, ma molto pochi. Allora in questo sposo anche il discorso che faceva prima Francesco rispetto al fatto che se sono molto pochi necessitiamo di corsi di formazione e corsi di formazione fatti bene. Mi ricordo che quando tornai, io sono diplomata in regia teatrale, mi sono diplomata a Napoli, al rientro contenta, convinta insomma di riuscire a portare qualcosa nella mia terra, in quel momento c'era un corso regionale per registi. Andai col mio diploma chiedendo posso insegnare, posso fare posso come dire, iscrivermi per poter fare... No, non funziona così, mi dissero, funziona che noi i corsi li facciamo chiamando gli amici. Quindi il mio diploma in regia non serviva assolutamente niente. Detto questo, penso anche allo studio su questo, ma anche al sostegno alle donne che fanno questo mestiere. Io faccio parte della rete nazionale della parità di genere rispetto proprio all'equità nelle arti performative.
Quindi conosco i dati nazionali, conosco i dati regionali e devo dire che le donne in questo settore sono tante, nel senso che si occupano di teatro, danza e musica sono tante, ma ovviamente a parità di giornate lavorative la paga è la metà. Allora abbiamo i dati, su questo possiamo lavorare e questo è importante. L'altra cosa è che spero che tutte queste analisi finiscano su qualcosa, su uno studio che possa essere veramente condiviso con noi, perché c'è stato un osservatorio dello spettacolo che ha speso 300.000 euro per osservare qualcosa di cui noi non abbiamo minimamente idea. E questa cosa, come dire, l'abbiamo tante volte come operatori, l'abbiamo raccontata, ricordata, di quella spesa che c'è stata non abbiamo un dato. Allora, la nuova legge deve fotografare la realtà, ma la deve fotografare in termini che se si spendono soldi per fotografarla, noi dobbiamo, come dire, essere consapevoli di che cos'è questa fotografia, non che svanisca nel nulla. E questo è un dato lo stesso molto importante. La mia collega parlava di una cosa, di un altro punto fondamentale, i teatri. Allora, da un lato, come dire, noi andiamo a fare teatro ovunque, in situazioni veramente estreme. Portiamo teatri in piccoli paesi, portiamo teatri in luoghi e spazi ameni per fare il nostro lavoro, ma lì lo facciamo perché questa è la nostra vocazione, incontrare tutto il pubblico. Al contempo la Sardegna ha speso tantissimi soldi nella realizzazione di teatri con fondi europei che, come diceva la mia collega, sono chiusi. Ci sono spazi bellissimi e sono chiusi perché non c'è nessuna politica di sostegno tra la regione e il comune rispetto a muovere e tenere in vita questi teatri. Questi teatri che sono dei presidi culturali e che sono fondamentali in quanto dalla pandemia in poi il teatro è diventato uno strumento di innovazione sociale e culturale e quindi non si sta parlando semplicemente che il nostro lavoro è andare in scena, il nostro lavoro è quello di mettere insieme una comunità, di creare una comunità e di lavorarci insieme, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni che sappiamo benissimo quello che stanno vivendo. Quindi in questo senso queste realtà dovrebbero essere attivate, sostenute e ridate alle persone che abitano lì dove ci sono questi teatri e soprattutto in questo modo sostenere gli operatori che lavorano in questa direzione. E chiudo dicendo che a Bari è nato un ufficio di Creative Europe. Allora, noi operatori, noi teatranti abbiamo una grossa difficoltà a circuitare a livello nazionale perché le spese che noi abbiamo per uscire fuori a fare gli spettacoli sono veramente alte rispetto ai nostri colleghi delle altre regioni che, come dire, si spostano ovviamente via terra. Allora, abbiamo questa difficoltà. E ancora di più abbiamo la difficoltà di incontrare i progetti di Creative Europe. Allora, è nato uno spazio a Bari, nel senso è nato un ufficio Eurodesk. Noi ancora di più dovremmo essere sostenuti nel poter andare in Europa e nel poter, come dire, collegarci con l'Europa. Di questo ne beneficeremo noi, ma ne beneficerebbe tutto il pubblico. Perché lo scambio europeo fa sì non solo che le nostre competenze crescano, ma fa sì soprattutto che il pubblico possa beneficiare attraverso questi scambi di queste competenze. E allora di questo abbiamo assolutamente bisogno. Abbiamo bisogno di un accompagnamento, abbiamo bisogno di un ufficio che lavori con noi per noi, come ci sono in altre regioni. Grazie. No, grazie Nina, ti trattengo un attimo per rimanere sul focus delle nuove generazioni e chiederci di affrontare un attimo il tema appunto del teatro e delle nuove tecnologie. Quindi l'innovazione, quanto è importante promuoverla all'interno delle organizzazioni teatrali. Ma allora, prima pensavo proprio a quello che diceva Davide. Ecco che appunto sì, è vero, siamo passati da un'epoca o da un periodo in cui c'erano tantissimi grandi artisti che arrivavano, un periodo in cui poi a un certo punto ci siamo girati e c'era ben poco. Ma ho pensato, Davide, bisogna inventare. Allora,
15 anni fa noi abbiamo iniziato a lavorare col Teatro Nuove Tecnologie e abbiamo creato un festival che è l'unico in Italia. Da quest'anno non più, e siamo molto felici di questo, è nato un altro festival. È un festival internazionale, ospitando compagnie internazionali, e quindi la nostra crescita è stata collegata alla possibilità di confrontarci, ospitare e creare, e nel frattempo fare ricerca e sperimentazione, perché questo lavoro senza la ricerca e la sperimentazione non può evolvere. Lavorando in questa direzione e lavorando tramite tanti progetti POR che abbiamo vinto con la Regione Sardegna, Scrabble Lab ad esempio delle residenze o Domos de sa Cultura, sempre studiante attraverso le nuove tecnologie, la cosa che, come dire, riporto rispetto a questo argomento è che sappiamo benissimo tutti, e cioè che le nuove generazioni da un lato sono assolutamente padrone dal punto di vista del tempo, dell'uso delle nuove tecnologie, dall'altro lato non hanno, come dire, nessun pensiero critico e soprattutto non conoscono dal punto di vista proprio non conoscono quello che stanno facendo e quello che stanno usando, lo fanno senza una consapevolezza. E allora in questo senso credo che cioè che il nostro lavoro sia quello di stimolarli innanzitutto a un uso attivo e creativo delle nuove tecnologie e poi soprattutto di portare in scena i loro mondi. Adesso l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto è su teatro e videogame. In scena c'è un avatar che è un'attrice che lavora con una tuta mock-up in tempo reale e che siamo all'interno di un mondo di teatro e videogame, ma in quel mondo riportiamo le problematiche dei ragazzi, quelle che abbiamo studiato in tutti questi anni. Siamo da 8 anni che facciamo laboratori con la fascia degli adolescenti e, come dire, ci siamo confrontati su questo. Per loro è la scoperta di un mondo, intendo dire che non sanno minimamente che le nuove tecnologie possono essere utilizzate anche a livello creativo e culturale, quindi loro non lo sanno minimamente, e questo lo vediamo anche quando banalmente vengono a vedere gli spettacoli che entrano nel mondo della tecnologia e rimangono stupiti. Da un altro lato bisogna stimolarli moltissimo affinché quel mondo diventi loro, e noi sappiamo che per esempio il mondo dei videogiochi in questo momento, adesso per una curiosità, in questo momento chi dei giovani mette nel curriculum che sa usare i videogiochi, questa è una competenza, è una skill che viene letta come dire, una possibilità in più, perché i videogiochi permettono tutta una serie di benefici a prescindere da tutto ciò che noi sappiamo anche delle criticità dell'uso del tempo e così via. Quindi in questo senso penso che sia proprio fondamentale accompagnarli in questo, essergli a fianco. Grazie. Grazie a te. Quindi la tecnologia anche per avvicinare i giovani al teatro, così antico e vecchio. Se c'è qualcun altro che... Prego. Mi dovrete scusare se non presento personalmente tutti, ma non avendo preso i vostri nomi e non conoscendo tutte le persone che compongono questo ampissimo settore, le chiedo la cortesia di presentarsi e dire insomma chi rappresenta. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Meloni e sono il direttore artistico del teatro Alchestis, ma vorrei anche ricordare a me stesso che sono un attore. Vorrei ricordare a me stesso che sono un attore perché in scena ormai riusciamo ad andare sempre più con difficoltà e sfiniti, quasi sconvolti rispetto agli impegni che ci richiede un'attenzione sulla questione politica a tutela del nostro ambito. Vorrei portare alcune provocazioni. Portando nella parola provocazione l'accezione originaria, insomma, portare una voce a favore. Osservavo che c'è stato l'intervento da parte del CUS precedentemente, che è un'organizzazione che ha messo insieme 90 realtà, e non sono poche, ma non sono tutte. L'attitudine a unirsi, a cercare un dialogo nella parte interna richiede un botto di energie che vengono evidentemente sottratte all'attività artistica,
e questo genera una specie di circolo vizioso che in qualche modo è uno dei motivi che impedisce alla cultura una certa crescita. Io credo che ad esempio all'interno del CUS ci sia stato un processo molto interessante, perché è un contesto in cui le compagnie si incontrano, anche se per questioni prevalentemente politiche, e tentano un'azione di riconoscimento, nel senso che ci conosciamo tra di noi. Ma il problema più grande è essere riconosciuti da una parte che dovrebbe riguardare l'amministrazione della cosa pubblica, in questo caso in particolare della politica. Vorrei fare una brevissima digressione che in realtà pare non c'entrare nulla col nostro comparto, ma in realtà le cose più importanti penso di averle imparate nella comparazione con altri ambiti. Recentemente mi sono occupato di un progetto legato al tema del ritorno del lupo sulle Alpi. Quindi apparentemente un argomento che non ha nessun riferimento con il teatro, la danza e la musica. In realtà ce l'ha e come, perché in questo caso sono venuti fuori in questo processo alcuni termini che probabilmente dobbiamo riprendere anche in altri ambiti come quello culturale, ovvero la tutela. Quindi non più dobbiamo cambiare un po' i termini, forse anche i paradigmi di visione del nostro mondo. La tutela di qualcosa avviene soltanto se la si conosce, quindi se la si avvicina. Attraverso l'avvicinamento c'è un processo di comprensione. Attraverso un processo di comprensione c'è un processo di valorizzazione e infine arriva la tutela. La tutela però di cosa? Di un patrimonio, di quale? Quello individuale, quindi ancora autoreferenziale, oppure riconoscere la cultura come un patrimonio comune? Pertanto penso che occorra fare uno sforzo che vada anche oltre quanto già ha fatto il CUS, che si barcamena ancora oggi per difendere questioni in continuo movimento come delle sabbie mobili relative all'articolo 56. Chi è che vuole in realtà questa continua destabilizzazione legata all'articolo 56? Io penso che ci siano anche delle figure che questa situazione la vogliano. Forse una parte politica ha sempre un elettorato in piedi, e mi permetta in questo caso anche il politico di turno, no? Che sta facendo campagna elettorale. Sappiamo bene che ha operato nella direzione a suo tempo della cultura e forse siamo qui per questo. Però questa porta oggi occorre chiuderla, perché ho paura che riaprendola ci ritroviamo nelle stesse condizioni di prima, di chi questa azione in qualche modo non la vuole fino in fondo. Gli altri organismi come mai non sono uniti nella stessa azione? Lo dico come compagnia Alchestis, che non è più parte del CUS, ma che ne comprende il valore. Noi non siamo più parte del CUS perché crediamo che in realtà il concetto di protezione di un patrimonio dovrebbe riguardare tutte le parti e non organizzazioni che alle volte si schierano perché c'è la campagna elettorale in corso oppure perché c'è un certo aiuto da una parte politica in corso da un'altra parte ancora. Quindi dal mio punto di vista ci vorrebbe un processo che veramente modifichi la coscienza sul fatto che lo spettacolo, la cultura non è esattamente un bene che riguarda ancora gli altri o superfluo, ma è un qualcosa di fondamentale che riguarda tutti e che si muove in diverse maniere. Pertanto, all'interno del discorso della tutela del lupo, la questione del lupo è un argomento, si dice emotivo, nel senso che ha una ricaduta, una cascata trofica, cosiddetta scientificamente, che ha una ricaduta su tanti altri ambiti, anche culturale, anche economico, anche politico. Però sulla questione lupo, come sulla questione cultura, ci si divide perché dividere conviene. E lo fa una certa parte della politica, ahimè lo fa anche una certa parte dei media, come lo fanno per quanto riguarda lo spettacolo. Chi scrive oggi di teatro, di danza o di musica non sa più scrivere. Si sostengono soltanto eventi dove, diciamo, piove sul bagnato. Ma la vera cultura, in questo caso non mi piace neanche il termine parte dal basso, ma spesso nasce nelle periferie, alimenta anche il centro e così via.
Quindi vorrei, col mio intervento, portare da una parte, forse oggi vale anche di più, un valore al tentativo che sta facendo il CUS, di unirsi e cercare di valorizzare e far comprendere il nostro patrimonio alla parte politica. Dall'altra vorrei che il CUS un giorno, Marco, venisse chiuso perché non ne abbiamo più bisogno e che noi tornassimo sul palcoscenico a fare il nostro lavoro e che ci fosse la classe politica tutta, non il singolo politico in campagna elettorale, che ci sostenga e che creda che questo sia un bene umanitario, di tutta l'umanità. Grazie. Grazie. Ah, ecco, vedo un'altra mano. Lelio Lecis, Acroama. E terminiamo dopo Lelio, perché dobbiamo tra l'altro anche stare all'interno dei tempi stabiliti per questo incontro. L'intervento sarà sintetico come quello di Corona. Sintetico e di chiusura. Noi siamo oristanesi e siamo molto brevi. Dunque, si sente? Sì. Ma io sostanzialmente non devo aggiungere molto a quello che hanno detto. Mi riconosco molto in tante cose, ma soprattutto in quello che ha detto Massimo Palmas, Maria Assunta Calvisi, per aspetti diversi, diciamo che fanno una sorta di somma dei problemi relativi alla quasi generalità degli elementi. Io volevo aggiungere una cosa a questi aspetti, che non investe solo il settore dello spettacolo, il problema della continuità territoriale. Allora, noi spendiamo mediamente tra i 50 e i 70 mila euro l'anno solo di viaggi e trasporto delle scenografie per andare oltre la Sardegna. Quando andiamo oltre la comunità europea, lo Stato ci riconosce automaticamente le spese di viaggio e trasporto, e non per andare in paesi europei, per andare in paesi extraeuropei, perché l'Europa è tutta considerata ormai una nazione dal nostro punto di vista. Per quanto riguarda invece le compagnie sarde che vivono in un'isola, sono fortemente svantaggiate anche da un punto di vista competitivo, perché hanno questo grave costo sulle spalle, sicuro, quello è sicuro. Non si può mangiare un panino e mortadella e non risparmi niente, cioè perché quei costi li devi comunque affrontare. E diciamo che quando ci fu la presidenza Soru fece un'iniziativa, mi ricordo quel bando per l'esportazione della produzione a cui noi partecipammo. Quella forse è stata l'unica volta anzi ne vincemmo 2, per cui con 2 produzioni è stata l'unica volta che abbiamo girato fuori dalla Sardegna con le spese pagate dalla Regione Sarda. E io penso che dovrebbe essere trovato, diciamo, un piccolo ritaglio nel bilancio per consentire questo. Ok. Per tutto il resto sono abbastanza d'accordo con la premessa della Chirra, come ho detto, Massimo e Maria Assunta Calvisi, ma anche gli altri hanno detto cose interessanti. Vi ringrazio. Grazie Lelio. Bene, tanti temi affrontati, è arrivato il momento di lasciare la parola a Renato Soru. È già acceso. Sì. Bene, grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per essere venuti. Grazie al Teatro Massimo che ci ha aiutato anche logisticamente in questa iniziativa. Mi scuso se questa iniziativa accade durante il periodo di campagna elettorale, ma se non fosse in campagna elettorale non avrei avuto nessun titolo per invitarvi a fare 2 chiacchiere e aggiornarmi, comprendere meglio questo settore che è certamente più importante di quanto non racconti il numero decimale del prodotto interno lordo della Sardegna. Perché lo ritengo importante?
l'ho detto anche in altre occasioni, insomma, il mondo del lavoro sta cambiando. Sicuramente abbiamo visto nel passato gli effetti delle tecnologie informatiche, dei computer, laddove si passavano giornate per fare 2 conticini, settimane. Oggi qualunque programma Excel o cose di questo genere riesce a fare delle cose che prima erano persino inimmaginabili. Insomma, abbiamo avuto una prima ondata di cambiamento e di crescita dell'efficienza nel mondo del lavoro e quindi anche diminuzione di attività impiegatizie nel mondo del lavoro grazie all'informatica. Abbiamo avuto la rivoluzione della rete che ha cambiato ancora il mondo del lavoro, l'ha semplificato, l'ha reso più capace di interagire e quindi facilitare, ancora una volta ridurre le ore di lavoro e ridurre forse la quantità di lavoro tradizionale. Poi abbiamo avuto la robotica, le linee di montaggio che sempre di più sostituiscono il lavoro degli esseri umani. Proviamo a pensare quante ore di lavoro, quante persone ci volevano per produrre un'automobile, quelle che ci vogliono oggi è infinitesimale. Le fabbriche, le aziende da 100.000 dipendenti semplicemente non esistono più, il lavoro si è ridotto. Anche qui in Sardegna le poche attività manifatturiere che abbiamo hanno il robot dentro che fanno tante cose che prima nemmeno si pensava si potessero essere sottratte al lavoro e alla fatica umana, senza contare persino l'attività più tradizionale in agricoltura, quanto sia ridotta la necessità di manodopera rispetto al lavoro del passato. Questi giorni tutti leggiamo ormai da mesi di questa nuova tecnologia che viene considerata un passo avanti epocale, paragonabile a quello che è stato il browser per il web, paragonabile a quello che è stato l'inizio dell'era dell'informatica, che è quella dell'intelligenza artificiale generativa, che sicuramente sottrarrà una quantità enorme di posti di lavoro impiegatizio, di lavoro impiegatizio. Cambierà quindi, automatizzerà, è quasi un robot dentro gli uffici, automatizzerà moltissimo lavoro che oggi viene fatto ancora e ha bisogno dell'applicazione di un essere umano. Per certi versi faciliterà, migliorerà il lavoro delle pubbliche amministrazioni, faciliterà il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, migliorerà la qualità della nostra sanità, migliorerà la qualità della nostra agricoltura, migliorerà, sarà un miglioramento nel mondo del lavoro e della vita pubblica e sociale nel complesso. Certamente però ridurrà la quantità di lavoro necessario per fare le stesse cose. E c'è un dibattito nel mondo, questo grande miglioramento dell'efficienza, questa grande crescita di produttività andrà a beneficio di chi dal punto di vista economico? Farà diventare alcune aziende sempre più potenti, sempre più ricche, che vanno su Marte senza passare dal governo degli Stati Uniti, oppure delle aziende che non si accontentano. Noi avevamo paura del monopolio della televisione in Italia, abbiamo il monopolio dei social network, il monopolio della distribuzione degli audiovisivi, abbiamo le tecnologie disegnano un mondo e scenari molto diversi. Se la politica non se ne occupa e cerca di fare in modo che anche questi grandi miglioramenti, questi salti tecnologici, questi aumenti di produttività non vadano solo in una direzione, ma debbano essere beneficio comune e debbano
migliorare il livello di benessere generale, possa migliorare il livello dei salari, il reddito minimo, possano anche contribuire, e certamente lo faranno, diminuire l'orario di lavoro. Se una cosa si faceva con 8 ore, nel futuro magari si fa con 1 ora o con 2 ore, cosa facciamo? Ce ne stiamo tutti in ufficio 8 ore, oppure buttiamo via una quantità enorme di posti di lavoro, o si ridisegna uno scenario diverso. Certamente la politica nel mondo oggi si sta confrontando con questo. Tutto questo per dire che quello che conta oggi sempre di più è l'innovazione. L'innovazione che riguarda diverse aree della nostra attività, ma riguardano alla fine tecnologie che sono pervasive di tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi quello che conta da una parte è l'innovazione tecnologica, scientifica, in campo medico, in campo geografico, sotto molti punti di vista. Quello che conta è l'innovazione. C'è un altro capitolo che è destinato a contare moltissimo, sempre di più, ed è quello della creatività. Se abbiamo più tempo a disposizione, se sempre più siamo sottratti in futuro dalla fatica del lavoro, dal tempo del lavoro, dalla ripetitività delle cose, cos'è che ci interessa? Ci interessa quella magia di qualcuno che pensa e crea qualcosa che nessuno aveva immaginato, che mette insieme musica, parole, gesti, comportamenti, scene, e ci regala appunto una visione che da soli non avremmo avuto. Passiamo 2 ore e ne usciamo arricchiti, ne usciamo consolati, ne usciamo con uno spirito diverso da quello che avevamo 2 minuti prima. La creatività sempre di più sta diventando e diventerà un fatto importante della nostra vita quotidiana. Da una parte parliamo anche della intelligenza artificiale generativa, viene usata questa parola, non creativa ma generativa, che comunque genera, è capace di generare testi, di generare immagini, di generare suoni, di generare movimenti, ma gli mancherà sempre quell'atteggiamento creativo che invece è degli esseri umani, degli uomini, delle donne, degli artisti, non di un particolare tipo di uomini e donne, che sono quelli che hanno un pensiero artistico. E anche l'intelligenza artificiale generativa diventa un pezzo di quegli strumenti che possono essere messi a disposizione dell'arte. Già oggi viene messa a disposizione di audiovisivi, viene messa appunto a disposizione della creatività musicale e chissà, sarà sicuramente messa a disposizione della creatività scenica. Tutto questo per dire che non stiamo parlando di un gruppo di mendicanti che vanno a incontrare l'ultimo burocrate, quello magari a cui viene data un'attività residuale perché la politica pensa che valga poco. Stiamo parlando invece quindi di una società, di persone, di un gruppo di persone che ha un compito fondamentale, insomma, è stata usata questa parola oggi, partecipare al benessere della società, in questo caso della Sardegna, partecipare al benessere. Qualcuno ha detto che addirittura gli spazi creativi, gli spazi, i teatri aperti, in qualche paese il più remoto, spesso finiscono per essere l'unico presidio di welfare che è rimasto. Quindi, se questo è lo scenario, altro che un'attenzione residua
altro che la battaglia ad accaparrarsi amicizie, favori, rapporti personali, altro che l'incertezza, la precarietà, il dubbio, anzi la diffidenza con una burocrazia che ti chiede un sacco di documenti prima di portare a termine qualcosa. Dobbiamo immaginare davvero, lo dico, un rapporto diverso. È persino imbarazzante che siamo ancora rimasti ad un articolo, non ad una legge. Questo è imbarazzante. Oggi non cerchiamo colpevoli, anche se è venuto fuori un nome che rischierebbe di fare da parafulmine a tutto quanto. Ma questo settore ancora oggi è regolato da, non una legge, un articolo della legge finanziaria del 1990. Sono passati quanto? 36 anni. 34 anni quasi. E addirittura per anni senza alcun criterio, per cui ognuno non sapeva, beh, l'anno prossimo quanto mi dai? Questo sì, veramente denotava quello che è stato detto, appunto, un gruppo di persone non considerate per il loro valore. Credo che in quegli anni almeno sono stati messi i criteri sono sopravvissuti, quello della triennalità precedente e le premialità, i criteri sono sopravvissuti, non è sopravvissuta una legge, non è stata mai attuata. Forse non è nemmeno per il termine più giusto, non è stata mai utilizzata perché non aveva bisogno di norme di attuazione, non aveva bisogno di niente, aveva bisogno di il dirigente di turno che iniziasse a utilizzarla. Non è stata utilizzata, l'avete detto, perché magari è cambiato un capo di gabinetto, non lo so se sia vero, o magari perché, come è stato detto nell'ultimo intervento, non tutti la pensiamo allo stesso modo. Qualcuno pensa che dentro le regole si viva meglio tutti in maniera precisa e si cresca tutti, e anzi venga rappresentata non una somma di personalità, di individualismi, ma venga presentata una comunità dell'arte e dello spettacolo in Sardegna. Questa cosa non è stata fatta. La prima cosa da fare è mettere fine a questo imbarazzo. Io direi che, come si faceva ai tempi di chi viaggiava lontano, che qualche volta qualcuno ha bruciato le navi per essere certo di non tornare indietro. Credo che bisognerebbe bruciare l'articolo 56, no? E va bruciato, così almeno non ci pensiamo più, nessuno pensa di vivere dentro le scorciatoie, eccetera. La legge del 18, mi pare, del 2006, è chiaro che è stata pensata ormai 20 anni fa, molte cose sono cambiate, il valore dell'arte non è diminuito, è aumentato per le cose che ho cercato di dire, e quindi quella legge ne deve tenere conto. Io credo che dal primo anno, dal primo esercizio della prossima legislatura, occorre mettere da parte l'articolo 56, prendere la legge che abbiamo, prendere quella, poi può essere migliorata, ma una legge di settore è almeno migliore di un articolo, va bene? Questo, e descrive mi pare tra 3 segmenti, quelli professionali, quelli in transizione, quelli nuovi che vogliono entrare, perché naturalmente non vogliamo un mondo cristallizzato. Però certo fa spavento quello che avete detto oggi, 23 organismi professionali in Lombardia, noi ne abbiamo 128, tutti uguali. È chiaro che un po' di distinzione va fatta e deve essere quindi una legge capace di distinguere tra attività tutte meritorie ma comunque diverse. Tra le attività diverse, gli organismi diversi, ci sono sicuramente quelli prettamente professionali, quelli che devono e vogliono essere un'impresa culturale, vogliono essere un'azienda, un'impresa che fa attività culturali in maniera imprenditoriale, non episodica, con una visione di lungo periodo, sapendo che quello è il suo orizzonte di vita, quello che deve fare.
E un'impresa culturale certamente sta lavorando in un settore particolarmente difficile, a cui viene riconosciuta una funzione sociale e quindi ha bisogno di essere aiutata e quindi deve essere aiutata. Ma un'impresa culturale, diversamente da altre forme comunque di attività culturale, come è stato detto, ha bisogno di crescere. C'era una famosa frase del coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie che diceva: perché continui a correre? Continuo a correre perché se sto fermo torno indietro. La racconto perché era messa nella copertina di un libro famoso nel mondo di economia. Le aziende devono correre, devono crescere, se non crescono tornano indietro, si fermano e persino muoiono. E quindi quella vocazione alla crescita deve essere assecondata e non visto come un pericolo. Oddio, c'è qualcuno che cresce di più, sto sbagliando qualcosa, quindi devo rivolgermi ad altri, il numero deve crescere sempre di più. O abbiamo bisogno di qualche impresa che cresca tanto, che cresca in maniera sana. E che crescendo sia capace di migliorare ulteriormente il prodotto culturale, di migliorare il rapporto col territorio, con gli scenici, con gli elettricisti, con tutto quel mondo che c'è dietro un'attività culturale, che sia capace di dare un prodotto migliore a beneficio della nostra comunità sarda, a beneficio proprio dell'arricchimento culturale e spirituale dell'attività sarda, ma a beneficio anche dell'impresa sarda che può crescere, va fuori, va nel resto d'Italia, va all'estero e così via. Questo noi dobbiamo fare. In altri tempi quella legge non è che sia nata come un fungo, quella legge del 2006 ha avuto una quantità di discussioni, direi quasi infinita, è stata, come si dice, la condivisione è stata enorme nel settore e in consiglio regionale. E oggi occorre... C'era già all'epoca una frammentazione evidente, oggi l'avete detto anche voi, c'è una frammentazione sempre maggiore, qualche volta dovuta anche al fatto che vogliamo crescere, ma per crescere dobbiamo gemmare. Mi sembra veramente una cosa orribile che debba accadere una cosa del genere, perché poi è una finta crescita, perché comunque in economia o nel mondo dell'impresa due cose piccole sono diverse da un'unica cosa più grande, no? Fare tre cose piccole significa proprio non volerci condannare a non crescere. E l'azienda culturale, dicevo prima, può aver riflessi in tanti settori, quelli più tradizionali, ma oggi deve necessariamente aver riflessi anche nel settore della tecnologia. E in Sardegna si cerca di fare tecnologie, ci sono anche piccole imprese che stanno diventando grandi, che stanno facendo delle cose importantissime proprio sulla frontiera della tecnologia. Ci sono delle piccole imprese che stanno facendo cose importanti nella generazione di video, di fotografie, nella generazione di luci, suoni, nella generazione di movimenti di precisione. Chissà quanta commistione c'è tra questi mondi e il mondo dell'arte. Questi mondi sono strumenti nuovi che aspettano solamente di essere utilizzati da una testa, da un atteggiamento creativo e fatti diventare da una parte lavoro, spettacolo e ricchezza culturale per chi li ascolta. Ci sono anche delle cose interessanti, insomma, credo che sia di pochi giorni o di poche settimane fa la presentazione del primo
film d'animazione interamente prodotto in Sardegna, prodotto grazie comunque a un piccolo investimento che la Film Commission ha fatto nella manifattura tabacchi. Ci sono dei server, delle attrezzature, c'è persino una piccola scuola di formazione nel cinema d'animazione. È un nostro film d'animazione, il primo prodotto in Sardegna, è stato già accettato e verrà presentato al Festival di Roma. Devo dire che io non sono contento affatto della manifattura tabacchi, anzi sono abbastanza infelice di quel risultato. Però il fatto che sia nato finalmente, dopo tanti anni, un primo film d'animazione, che è esattamente quello che avevamo pensato, che lì si sarebbe potuto fare film d'animazione, che le nuove tecnologie ci avrebbero potuto aiutare a sperimentare segmenti nuovi della creatività e quindi farne lavoro buono, incoraggia e riempie, riempie il cuore di gioia. A me mi ha fatto una grande gioia questo fatto. Così come mi ha fatto piacere sapere che forse proprio in questi giorni dei vostri colleghi della compagnia Is Mascaredas hanno vinto un premio importante. Applaudiamoli. Non sono più Vabbè, qualcuno mi dirà esattamente cosa è successo. Credo al premio Ubu come compagnia. E quindi sono stati selezionati, diciamo. Direi come se fossero stati selezionati per il premio Oscar. Sì. Io una volta sono andati a visitarli, non mi ricordo più se a Monserrato o a Selargius. Sì, lo so bene, volevo raccontare tutta la storia per chi non la sa. Sono andati a vederli, avevano questa meraviglia di pupazzi, di capolavori, proprio di arte teatrale. Erano messi in un magazzino, non sapevano come fare, erano proprio abbastanza disperati. Ha ragione, questa roba non sappiamo più che fare, non avevano nemmeno le risorse per mantenerle. Io ho detto, ma aprirà la fabbrica della creatività, il vostro posto, fate domande. Ora, un posto non l'hanno guadagnato, però sono in subaffitto, credo. Quindi, insomma, qualcosa... ci sono delle esperienze importantissime già, pure nonostante le difficoltà di questo settore. Ho altre produzioni importanti che voi conoscete meglio di me, non ne voglio citare neanche una. Oppure Macbeth, lo cito perché siamo stati tutti felici di andarla a vedere e di quel successo. Come? Appunto. Io non ho mica sentito. Una giovane compagnia quest'anno ha vinto il premio scenario, uno spettacolo. Quindi insomma sono tante le... Fantastico. Una volta andai a visitare anche, un applauso anche per loro, una volta andai a visitare anche il teatro di Sydney. Venni a visitare il teatro di Sydney. Perché avevo interesse a capire come mai un teatro in un paese funzionasse con una compagnia stabile e così via, perché c'era ed è rimasto il problema che c'è stato un momento in cui c'erano risorse europee in grande quantità per fare teatri, hanno fatto un'enormità di teatri e stanno invecchiando, spesso vuoti, e quindi una politica per poterli utilizzare in maniera stabile, con qualcuno che apre ogni mattina e ci lavora e produce, pensa e crea, sarebbe davvero un arricchimento per tutti i paesi in cui queste opere sono state fatte, ed è veramente imbarazzante che si spenda tanto a volte nell'infrastruttura, nel cemento, e poi non si spenda mai nel software, nelle infrastrutture immateriali, che invece sono persino molto più importanti. Che ci può essere il teatro di strada, quindi senza infrastruttura, ma non ci può essere un'infrastruttura, un teatro senza uomini e donne sul palco. Quindi questo già ci dice qual è l'ordine di importanza. Per terminare, quindi, un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta, che dobbiamo fare, alla fine privatamente qualcuno sta iniziando a fare, ma che patrimonio
di musica, di parole, di gesti, di spettacoli di tutti i tipi, è stato svolto in Sardegna negli ultimi decenni. Dov'è questo patrimonio? Dove sono gli archivi della musica, di tutti i festival o degli spettacoli? E quegli archivi oggi sono una ricchezza, dovrebbero essere un patrimonio pubblico, dovrebbero essere capaci comunque di creare lavoro, digitalizzazione, promozione, diffusione nelle diverse piattaforme di diffusione di audiovisivi e culturali. Anche lì ho sentito una cosa preziosa, qualcuno ha detto sì, ma 20 anni fa eravamo molto più divisi di adesso, oggi abbiamo capito che dobbiamo stare insieme, lavorare insieme. Infatti mi ha stupito che 90 dei 128 organismi stiano già assieme, quindi anche queste cose di valorizzazione, di raccolta, recupero, valorizzazione, diffusione con le nuove tecnologie di tutto il lavoro artistico diventerà importante. Quindi la finisco qui per dire che mi piacerebbe molto occuparmi di queste cose. Non so se nel passato ho detto davvero quella cosa, i soldi dovrebbero essere serviti su un piatto d'argento. Probabilmente se l'hai detta è vera, ma così come mi ricordo invece di aver detto no, non dovete venire a cercarci, verremo noi a cercarvi. È vero, la pubblica amministrazione, la politica deve venire a cercarvi, ma non per farvi un favore, deve venire a cercarvi per alimentare di arte, di creatività la nostra società, perché viviamo di tutti i condizionamenti quotidiani, viviamo di tutti gli obblighi, le responsabilità che abbiamo, le necessità che abbiamo, ma viviamo anche molto meglio quando ogni tanto scatta la magia e ci viene regalata qualcosa. E quindi chi fa politica ha davvero il dovere di venirvi a cercare. E oggi più che mai, perché l'abbiamo detto, il lavoro umano sta diminuendo, diminuisce, continua a diminuire sempre più e non riesco a immaginare come sarà diminuito fra 10 anni. E il lavoro della creatività sarà sempre più importante, perché sarà quella cosa che gli esseri umani non delegheranno mai a nessuno. E sarà nostra, totalmente nostra, non delegabile a qualcun altro. Quindi con Francesca, con i suoi amici, con cui condividiamo anche questi pensieri e queste riflessioni, ci ha fatto molto piacere stare qui, ascoltarvi e ripassare i momenti belli anche che abbiamo vissuto, ma quelli estremamente più belli che vogliamo vivere assieme in futuro per far crescere l'arte e lo spettacolo in Sardegna. Chiudiamo, ringraziamo Renato Soru, Francesca Aghirra per aver partecipato, ma soprattutto tutti voi per aver contribuito a stimolare questo dibattito e speriamo che le istanze portate vengano prestissimo prese in considerazione dalla politica regionale. Grazie a tutti.